Buongiorno e bentornati all'Almanacco. Oggi è lunedì 23 marzo 2026. Il sole sorge alle 6:07 e tramonta alle 18:25. La luna si leva alle 8:28 e cala alle 23:54. Oggi si celebra Sant'Uribio. Secondo alcune fonti si pensa ad una derivazione greca di questo nome, proveniente da tirobios, significa rumoroso e turbolento. Il 23 marzo si celebra la Giornata Mondiale della Meteorologia, una ricorrenza istituita nel 1961 per commemorare la nascita dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale. Ogni anno viene proposto un tema per riflettere sull'importanza del monitoraggio del clima e dell'atmosfera per la sicurezza di ognuno di noi. Oggi festeggia il suo 26esimo compleanno Emanuele Palumbo, meglio conosciuto come Geolier. Fenomeno del rap napoletano, ha conquistato le classifiche fino al suo esordio nel 2018. Dopo lo straordinario successo a Sanremo 2024 con Ip Te Tu Per Me, Geolier si è confermato come uno degli artisti più influenti della nuova scena musicale italiana. Un altro compleanno importante di oggi è quello di Andrea Dovizioso, che compie 40 anni. Leggenda del motociclismo e campione del mondo, classe 125, è stato per 3 volte consecutive il vicecampione in MotoGP con la Ducati, regalando sfide indimenticabili contro campioni del calibro di Marc Marquez. Infine oggi celebriamo il 76esimo compleanno di Alain Kell, scrittore e giornalista di spicco. Noto per le sue interviste profonde e per il suo legame intellettuale con Alberto Moravia, Elken ha ricoperto ruoli di grande prestigio culturale, tra cui la presidenza del Museo Egizio di Torino. Il 23 marzo 1980 esplode lo scandalo del calcio scommesse. La Guardia di Finanza fece irruzione negli spogliatoi dei principali campi italiani alla fine delle partite, arrestando dirigenti e calciatori famosi. Fu un terremoto che portò a storiche squalifiche e retrocessioni d'ufficio, segnando una pagina nera dello sport italiano. Sapevate che una copia autografata della foto più famosa di Albert Einstein è stata venduta per 106.000 euro? Si tratta dello scatto in cui il genio mostra la lingua al fotografo Arthur Stasse. Accade il 14 marzo del 1951. Stanco della folla che lo pressava per il suo 72esimo compleanno, Einstein reagì con quella smorfia irriverente che è diventata l'icona stessa del genio ribelle. Buon inizio settimana ai 12. Oggi la luna si congiunge a Urano in Toro, una luna un po' nervosetta, proprio per questo scatenerà un pochino di malcontento per alcuni segni zodiacali, ma altri avranno la svolta che gli serve per procedere. Vediamo. Ariete, per voi in seconda casa si sblocca qualcosa di visivo, economico, patrimoniale, per cui tutto quello che ha a che fare con la rimozione di un ostacolo che vi impediva di muovervi agevolmente è finalmente debellata. Toro, siete i protagonisti della giornata con la Luna e Urano congiunti nel vostro cielo. Si scatenano emozioni, si scatenano grandi sentimenti, si scatena anche la voglia di procedere in un percorso nuovo che avete con fatica iniziato e che adesso promette di diventare fortemente portante nella vostra vita. Avete fatto le scelte giuste, ora in amore è il caso di recuperare un po' di terreno, gemelli. Per voi oggi è una giornata particolarmente frettolosa. La Luna congiunge Urano e poi in serata arrivano i vostri gradi, quindi vi porta emozioni e anche delle novità che vi lasceranno di stucco. Ne riparlerete domani con gli amici. Cancro, per voi oggi il trigono Giove-Mercurio, un trigono di sintesi, porta tutto a essere un po' più concreto, diretto, a sintetizzare tutta una serie di faccende che sembravano confuse, lasciate a metà, ed ecco che finalmente riuscite a guadagnare terreno essendo un pochino più ordinati e metodici, anche in amore un po' meno pretenziosi.
Leone, la vostra natura di fuoco sembra avere segnato una primavera incredibilmente bella, proprio perché il sole adesso in trigono vi dà forza, vi dà struttura, vi dà tutte le capacità e le possibilità di aprirvi al nuovo, ed è proprio per questo che riuscirete a vivere molto meglio i prossimi mesi in maniera un po' più da vincenti. Venere in trigono, Sole, Saturno e Nettuno, cosa volete di più? Vergine, sveglieti di sapere che è finito con la primavera il vostro periodo un pochino di contrazione. Il sole è finalmente passato dall'altra parte, anche se ci sono delle cose da chiarire con Marte e Mercurio, quindi delle discussioni in sospeso che è il caso di riprendere. Riuscirete a vincere ancora una volta con ordine, garbo e gentilezza. Venere è da un po' che non si fa sentire. Bilancia, per voi oggi proprio di Venere si tratta, che splendidamente al 20° grado dell'Ariete, a voi in opposizione, ma che vi ricorda che bisogna non attendere troppo in amore. Fate una telefonata che avevate in mente di fare da tanto tempo e soprattutto riallacciate i rapporti con qualcuno che vi vuole bene e vi stima. Scorpione, giornata oggi molto piacevole, Mercurio e Marte si danno ancora tanto da fare per voi, per cui riescono assolutamente a darvi una capacità fulminea di intendersi col partner, mentre invece il carico di pianeti in Ariete turba un po' gli equilibri intorno a voi. Luna e Urano in opposizione sembrano far iniziare questa primavera in una maniera un po' nervosa e turbolenta. Sagittario, per voi oggi i trigoni di Nettuno, Sole, Saturno e Venere sono assolutamente senza prezzo, proprio perché sono impagabili in termini di riuscita. Il Sole finalmente in trigono e primavera è la vostra primavera, per cui gioitene e vivete questo momento tutto d'oro. Capricorno, finita la stagione vostra, quella dell'inverno, inizia una primavera un po' urticante. Il Sole comincia a quadrare, calo di energia, dovete rallentare un po' o vi stancherete troppo. Acquario, una giornata particolarmente bella, il Sole entra in trigono e la primavera si apre con un bellissimo sestile Sole-Plutone per voi, galvanizzazione di energie, positività, Saturno e Nettuno dalla vostra parte, un vulcano di idee pronte ad esplodere, e anche in amore, decisamente non male. Pesci, per voi oggi è una giornata in cui Giove interviene proprio su un Mercurio che vi apre a 1000 nuove idee, come i fiori che sbocciano a primavera. La vostra delicatezza e la vostra sensibilità darà il via a nuove iniziative. Nel 1987, il 23 marzo, nasceva una delle soap opera più famose e longeve della storia, Beautiful. La saga della famiglia Forrester, ambientata nel mondo dell'alta moda di Los Angeles, è diventata un fenomeno globale, trasmessa oggi in circa 100 paesi con punte di 500 milioni di spettatori. Oggi ci affacciamo al mondo ispanico per un modo di dire molto poetico, encontrar a tu media naranja. Si traduce letteralmente con trovare la metà della tua arancia, e per gli spagnoli questa espressione indica l'incontro con l'anima gemella, quella persona che completa perfettamente la nostra vita. Oggi vi raccontiamo la storia di Donald Campbell, l'uomo che ha sfidato i limiti della velocità. Ossessionato dal superamento dei record mondiali su acqua e terra, Campbell ignorò persino dei presagi funesti la sera prima della sua ultima impresa. La mattina del 4 gennaio 1967, ma celebrato oggi per la sua eredità, Campbell si lanciò sul lago Conistor a bordo del suo idroplano Bluebird. Superati i 500 km/h, il mezzo si impennò e si ribaltò tragicamente, rendendo Campbell un martire della velocità. Ci salutiamo oggi con la nostra amatissima frase del giorno. La vita è un'enorme tela, rovescia su di essa tutti i colori che puoi. Vi auguro un giorno pieno di colori, di musica e di arte. Come sempre vi rinnovo l'appuntamento a domani con l'Almanacco, sempre qui alla stessa ora. Buona giornata e buon inizio settimana dalla vostra Jaire.